Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Ponte sullo Stretto, scintille tra Palermo e Roma dopo che il governo ha chiesto come compartecipazione 1,3 miliardi alla Sicilia. Schifani, scelta non condivisa, ma è scontro interno nel centrodestra, opposizione all'attacco e De Luca chiede le dimissioni del governatore. Un complesso giro di false fatture attraverso società inesistenti aperte e chiuse per frodare 37 milioni al fisco. 2 imprenditori siciliani agli arresti domiciliari. A Palermo Dio Pizzo incontra gli studenti nelle scuole e i commercianti di Corso Calatafimi. Non piegatevi alla legge del racket. Vertenza Almaviva, oltre 500 esuberi in Sicilia, il sit-in in prefettura Catania, gli operatori del call center, non siamo numeri ma persone. Sole caldo quasi primaverile in Sicilia, ma non durerà molto perché già nel fine settimana si attende clima instabile con nuvole sparse ed un ritorno alle temperature invernali. Siracusa in festa per Santa Lucia, fedeli e turisti in processione affollano la città. A Catania si accende il Natale tra luci e mercatini, artigianato e prodotti gastronomici tra i regali più gettonati. Buonasera, il Governo nazionale rimodula lo stanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto, ma prelevando somme dai fondi di sviluppo e coesione di Sicilia e Calabria. Levata di scudi dalle opposizioni e voci contrarie anche da Forza Italia. La presidenza della regione puntualizza con partecipazione non concordata. Ci dice tutto Francesco Triolo. Il ponte sullo Stretto provoca scintille politiche fuori e dentro l'isola dopo un emendamento del governo nazionale, il quarto, che a molti è sembrato il gioco delle 3 carte. Lo stanziamento per la sua realizzazione resta di 11 miliardi e 600 milioni, ma adesso si rimodulano i fondi sottraendo 2 miliardi e 300 milioni ai fondi di sviluppo e coesione per alleggerire il conto dello Stato e la maggior parte delle risorse, 1 miliardo e 600 milioni, verranno dalla quota di fondi di Sicilia e Calabria, mentre altri 718 milioni saranno prelevati dalla quota dell'amministrazione centrale. Per alcuni una vendetta rispetto alla decisione di Schifani maturata in giunta di un'ulteriore riflessione sulla determinazione al ribasso dell'ammontare del contributo che la regione siciliana dovrà destinare alla costruzione del ponte, tanto che Raffaele Lombardo, leader di MPA, si è lasciato andare ad una frase che sa di siluro a Schifani. Oggi è la sconfitta dei ricattucci, delle minaccette e delle squallide manovre, ha detto Lombardo. Ha gettato benzina sul fuoco anche Cateno De Luca di Sud Chiama Nord, che definisce la decisione a tutti gli effetti una rapina e ha chiesto le dimissioni proprio del presidente Schifani. Non sono mancate le frecciate delle opposizioni, il PD ha denunciato lo scippo dei fondi di coesione e parlato di carri armati di Mussolini in moto, i 5 Stelle, De Luca e Sunzeri l'hanno definito l'ennesimo e vergognoso scippo alla Sicilia, aggiungendo Salvini vuole finanziare la propria campagna elettorale con i soldi delle nostre infrastrutture. A livello nazionale arriva il fuoco amico di Forza Italia con le parole del deputato messinese Tommaso Calderone, che ha definito inaccettabile la decisione del governo. La risposta è arrivata da Nino Germanà, senatore della Lega, anche lui messinese, che chiede a Tajani di prendere le distanze dalle dichiarazioni del deputato forzista. E Schifani, il comunicato della presidenza della regione a termini decisamente più soft, anche se la presa di posizione non è meno pesante. La compartecipazione di 1 miliardo e 300 milioni non è concordata, scrivono da Palazzo Orléans. L'auspicio, si legge in una nota, è che il ministro Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia necessarie per sostenere importanti investimenti per lo sviluppo dell'isola. Dal Ministero delle Infrastrutture arriva però la conferma che il dossier Ponte sullo Stretto prosegue come da programma. C'è la totale copertura economica e la giusta partecipazione finanziaria delle regioni. L'obiettivo, dicono, è rispettare i tempi, iniziando i lavori nel 2024. Dopo anni di attese e di polemiche, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato la mappa delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie nucleari. Sono indicati 51 siti concentrati in 5 zone e 6 regioni. 2 si trovano in Sicilia, nel Trapanese. Un vorticoso giro di fatture false per truffare 37 milioni di euro al fisco. La Guardia di Finanza di Palermo indaga. 2 sono gli imprenditori finiti ai domiciliari. Ci dice tutto Mario Viola.
Un complesso giro di false fatture attraverso società inesistenti aperte e chiuse a seconda delle esigenze per frodare il fisco, salvare 3 imprese edili ed intascare ingenti somme di denaro. Con queste accuse i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Città, 68 anni, di Bagheria, amministratore di 3 società edili, e Gianfranco Milotta, 46 anni, di Alcamo, amministratore di diritto e di fatto delle medesime aziende. Per Giacinto Sciortino, di 47 anni, il GIP ha disposto l'obbligo di dimora a Bagheria. Gli indagati, in totale 24, tra persone fisiche e giuridiche, sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, emissione di false fatture, occultamento di istruzionali documenti contabili, autoriciclaggio, omesso dichiarazione dei redditi, indebita compensazione e omesso versamento delle imposte. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo di somme e beni per oltre 14 milioni di euro, pari al profitto dei reati tributari contestati e di quello di autoriciclaggio. Le indagini avrebbero permesso di scoprire l'esistenza di un'associazione per delinquere che dal 2016 al 2020 si sarebbe avvalsa sistematicamente di questo sistema di frode che avrebbe generato un volume di false fatture di oltre 37 milioni di euro. Sarebbero state utilizzate 22 società cartiere sia in Sicilia che in Lombardia, Veneto e Puglia. Le aziende, una volta incamerati gli indebiti vantaggi fiscali, venivano dapprima svuotate dei loro beni, poi poste in liquidazione e trasferite all'estero, in Russia o in Bielorussia, per poi sparire del tutto. A Palermo Addio Pizzo entra nelle scuole per spiegare anche ai più giovani come non piegarsi alla legge del racket. Parte così la campagna Pago chi non paga, per sostenere anche i commercianti di Corso Calatafimi che vogliono denunciare. Marco Gullà. Denunciare il pizzo in un periodo decisamente significativo come quello natalizio, in cui gli esattori mafiosi del racket tartassano imprenditori e commercianti per il pagamento della cosiddetta rata, di messa a posto. L'associazione di Addio Pizzo in questi giorni sta promuovendo una serie di iniziative nel territorio palermitano per informare e documentare cittadini e anche studenti sul tema. Sono molto diminuiti i commercianti che pagano, sia perché proprio non iniziano a pagare, e questa sicuramente è la scelta più semplice: non iniziare a pagare, ad avere contatti con la mafia, a entrare in questo circolo di cui poi è difficile comunque liberarsi, è sicuramente la scelta vincente, tant'è che nella rete di Addio Pizzo molti fanno la scelta di pubblicamente dichiarare di non pagare il pizzo come scelta preventiva. Non hanno avuto nessun contatto, non sono stati avvicinati e non vogliono esserlo, e fare parte di una rete pubblica li aiuta in questo. Nell'incontro di oggi con gli studenti del Maria Adelaide di Palermo c'è anche chi ha avuto il coraggio di ribellarsi, come questo imprenditore. Il 20 dicembre nasce mia figlia, mi trovo in ospedale, pensate alla mia prima figlia, la gioia di diventare padre, ma il telefono mi squillava perché al negozio venivano dei personaggi a cercarmi. Quindi pensate un po' dalla gioia al dolore, perché non sai quei sogni se rimanevano chiusi in un cassetto. Niente, vado a fare una denuncia qui alla caserma dei carabinieri e il maresciallo, il capostazione, mi dice una parola che mi fa pensare: tu da solo questa battaglia non la puoi vincere. Io avevo fatto una denuncia contro ignoti. A questa parola penso che ero veramente da solo, che non potevo parlare con nessuno. Poi la scelta di legarsi ad Addio Pizzo. Io dico che non siamo soli, Addio Pizzo è con i commercianti, quindi invito tutti ad aderire ad Addio Pizzo. Domani in programma un incontro con i commercianti della zona di Corso Calatafimi. Destino segnato per i dipendenti Almaviva, oltre 500 esuberi in Sicilia. Questa mattina sit-in in prefettura a Catania. C'era per noi Tonino De Mano. Gridano vergogna, si sentono abbandonati loro che in piena emergenza Covid sono stati un supporto per migliaia di persone. Un numero di utilità pubblica, 1500, bersagliato di richieste d'aiuto, anche le più disparate, ma oggi sono proprio loro, i dipendenti Almaviva, a chiedere aiuto perché dal 1 gennaio saranno tutti a casa. Non siamo numeri ma persone. Questo è lo slogan su un cartello esposto sotto la prefettura a Catania, accanto uno striscione con un riferimento ben preciso. Il Ministero della Salute ha abbandonato i lavoratori del 1500. Sotto l'albero di Natale solo problemi e poche soluzioni per 500 dipendenti tra Catania e Palermo, famiglie spesso monoreddito, senza certezze e senza futuro. Il 2024 è un 2024 che si annuncia triste, una cassa integrazione incerta,
è un punto interrogativo sulle nostre teste, su quelle delle nostre famiglie, e nessuna risposta da parte veramente di istituzioni. Vogliamo il nostro diritto al lavoro, non vogliamo essere in cassa integrazione aiutati in altro modo, abbiamo sempre lavorato. Niente stabilizzazione contrattuale. Dopo decine di incontri e false promesse per questi lavoratori sarà avviato un percorso di ammortizzatori sociali e cassa integrazione per cessazione. Ci prospettano un percorso dove semplicemente verremo accompagnati alla porta. Eppure siete stati utilissimi sotto emergenza Covid. Ovvio, noi siamo stati chiamati proprio a scendere in campo per sostenere la popolazione italiana per un servizio 1500 che dava un primo aiuto a tutta la popolazione. Nel corso degli eventuali 12 mesi di cassa integrazione saranno realizzati stage formativi obbligatori finalizzati alla ricollocazione a cura di ANPAL e Regione Sicilia. Oggi la colonnina di mercurio ha toccato picchi di 24-26 gradi, ma non durerà molto perché già nel fine settimana si attende clima instabile con nuvole sparse e un ritorno alle temperature invernali. Simona Mazzone. Questo pazzo dicembre che prima ci illude sull'arrivo dell'inverno con temperature scese bruscamente, l'Etna innevata, e poi ci ripensa portando la colonnina di mercurio fino ai primaverili picchi di 24-26 gradi percepiti nella giornata di oggi. Ma è solo un'illusione perché dopo qualche giorno di clima mite si tornerà alle temperature della stagione, fanno sapere gli esperti di Trebi Meteo, con un tempo instabile in Sicilia che porterà tra giovedì sera e venerdì nuvolosità sparsa con piogge sulla Sicilia occidentale e nella parte sud-orientale, mentre nella parte orientale tornerà a splendere il sole dopo qualche nube sparsa e il fine settimana promette bene. Sarà un po' instabile sulla Sicilia tirrenica e con un cielo irregolarmente nuvoloso altrove, anche se si percepirà un calo termico nuovamente in linea con le temperature stagionali. Sconti sul caro voli, si intasa subito il sistema di rimborsi messo in piedi dalla Regione con le compagnie aeree che hanno aderito. Troppe le richieste degli utenti. Mario Viola. È assalto al portale della Regione Siciliana nato per mitigare gli effetti del caro voli. In una sola settimana sono 12.000 le richieste di rimborso che sfiorano già il €1.000.000. Sono i dati dal 4 all'11 dicembre, 4.500 gli iscritti, poco più di un terzo appartenenti alle categorie speciali che possono ottenere sconti e rimborsi fino al 50% del prezzo del biglietto, mentre gli altri possono averne soltanto il 25%. E questi iscritti hanno già presentato quasi 2 istanze di rimborso ciascuno. Sta accadendo quello che si temeva fin dall'inizio, le compagnie non praticano gli sconti in automatico e sulla Regione piovono richieste di rimborso da singoli cittadini col rischio di intasare il sistema e gli uffici. E proprio il sistema mostra i primi limiti, ci sono ore del giorno durante le quali il portale risulta irraggiungibile a causa delle troppe richieste contemporanee. Ma non basta, in tanti non riescono ad accedere, è necessario lo SPID o la carta d'identità elettronica e poi una procedura di caricamento di documenti e biglietti non semplice, soprattutto per gli anziani. Ma la vera svolta sarebbe l'applicazione degli sconti diretti da parte delle compagnie aeree al momento dell'acquisto del biglietto, una procedura che sembra però lontana. Nonostante i tentativi di mediazione, Ryanair e EasyJet non rispondono alle sollecitazioni regionali. Ha detto di sì invece ITA, ma gli sconti ancora non partono. L'allineamento fra il sistema di sbigliettamento e la piattaforma regionale sembra non funzionare, almeno non ancora. Infine il tema delle risorse. La Regione ha messo in campo 33 milioni di euro per 13 mesi, ma se 960.000 euro sono già le richieste di una settimana, si rischia che i soldi finiscano nei primi mesi del 2024, sempre se gli uffici saranno in grado di evadere la massa di istanze in tempi ragionevoli. A Giardini Naxos crolla una parte del lungomare, la causa da ricercare nell'erosione del mare. E adesso c'è la preoccupazione che possa interessare un tratto più ampio. Francesco Triolo. Fortunatamente in quel momento nessuno passava proprio di lì, ma ha destato da un lato stupore, dall'altro preoccupazione l'improvviso cedimento che è avvenuto sul lungomare di Schisò a Giardini Naxos. Sul marciapiede si è aperta una voragine a causa del crollo della piattaforma di cemento che lo reggeva proprio a ridosso del muro di sostegno e di conseguenza la pavimentazione è scivolata all'interno. Sul posto sono giunti i tecnici del comune che hanno delimitato l'area per motivi di sicurezza, ma saranno necessari ulteriori accertamenti
per capire come ripristinare la parte di lungomare interessata dal crollo. Dalle prime rilevazioni sembra che il mare abbia compiuto una profonda opera di erosione proprio sotto la zona dove si è verificato il crollo e adesso nella cittadina Naxiota ci si interroga sulla sicurezza di tutto il lungomare, che rappresenta una delle bellezze dei giardini e punto di ritrovo di tanti turisti, non solo in estate. Una breve pausa e poi torneremo anche con la festa di Santa Lucia a Siracusa. Oggi a Siracusa la festa dedicata a Santa Lucia. Nel pomeriggio un lungo applauso e le campane in festa hanno accolto l'uscita della statua d'argento prima della processione. Simona Mazzona. La processione di Santa Lucia a Siracusa fa parte di una delle più antiche tradizioni religiose siciliane. Già del primo pomeriggio, davanti ad un'incredibile folla di devoti e turisti che non vogliono mancare all'appuntamento del 13 dicembre, la statua d'argento conservata nella cattedrale di Siracusa, presa in consegna dalla confraternita dei portatori, è uscita dalla chiesa, accolta da un lungo e commosso applauso e dalle campane in festa. Una processione molto attesa e che si svolge fino a sera lungo un percorso in cui la statua è portata a spalla, a turno, dalla confraternita di portatori, i berretti verdi. Non ci sono parole. Fra l'altro mi ha fatto 2 grazie ricevute, quindi che le devo dire? Tutto. Da qui lentamente ci si è avviati verso il suo tradizionale percorso in direzione della fonte Aretusa prima e verso l'uscita di Ortigia dopo, passando per la Porta Marina e attraversando il Ponte Umbertino per poi mettersi nel Corso Umberto e ancora su Viale Regina Margherita per raggiungere la borgata Santa Lucia, che insieme ad Ortigia rappresenta il secondo quartiere storico di Siracusa. La sento molto forte questa devozione e la sento come una sorella, è emozionante. Per me è troppo importante Santa Lucia. Molto suggestivo anche il momento in cui in serata la processione raggiunge la piazza per concludere il suo percorso alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, dove rimarrà esposta per una settimana fino al 20 dicembre, il giorno dell'ottava, quando una nuova processione su un altro percorso accompagnerà la statua d'argento in cattedrale, dove rimarrà per il resto dell'anno. Ma la giornata in onore a Santa Lucia si è aperta già in mattinata con il solenne pontificale in cattedrale, presieduto dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto. Un video inchiesta per raccontare come a Biancavilla, in provincia di Catania, si continua a morire aspettando la bonifica dalla fiber killer con la quale è stato costruito gran parte del paese. Eva Spampinato. A Biancavilla si continua a morire di amianto, anzi di fluoroedenite, sostanza killer, la cui dannosità è stata scoperta proprio nel paese etneo. La spia è stato l'alto tasso di tumori in un luogo dove non c'erano industrie o fabbriche chimiche. Lo raccontano in un documentario i cittadini di Biancavilla e i parenti di chi ha perso la vita a causa di tumori alla pleura che sembravano dovuti all'amianto ma erano di molto superiori alla media. Il problema però non era l'amianto, bensì una fibra simile, totalmente naturale, di origine vulcanica, contenuta nel minerale estratto da una cava che aveva fatto la fortuna delle imprese edili del posto. Siamo una regione in cui purtroppo le bonifiche sono ferme, di fronte al paese che ha una media di bonifiche del 52%, noi siamo fermi al 23%. E poi non ci sono investimenti seri per fare le dovute bonifiche e soprattutto per sostenere sia i cittadini che hanno costruzioni attraversati da materiali da amianto, ma soprattutto per dare una risposta a tutte le vittime da un punto di vista previdenziale e assistenziale. Amianto, i veleni di Biancavilla è il titolo di una videoinchiesta curata da Alberto Castiglione e promossa dal sindacato degli edili regionale e provinciale Fillea CGIL. Dalla cava del Monte Calvario veniva estratto il materiale con cui è stata costruita gran parte della cittadina. Si è scoperto solo molto tempo dopo che è cancerogeno. I morti per tumore della pleura a Biancavilla sono 5 volte di più rispetto alla media regionale. Basterebbe equiparare la fluoroedenite all'amianto per poter sanare questa ingiustizia e rimediare a decenni di lesioni, di morti e di inquinamento ambientale. I dati degli ultimi anni sembrano al ribasso, ma la bonifica promessa non è mai stata completata. Una breve pausa e poi i mercatini di Natale.
A Catania si accende il Natale tra luce e mercatini, artigianato e prodotti gastronomici tra i regali più gettonati. Per questa edizione grazie per l'ascolto e buona serata.